Buonasera, voglio scusatemi questa volta ho fatto tardi, ero che ho già fatto un buffone nelle scorse live dove ero molto preciso e alle 21:30 spaccate già stavo qua, invece mo oggi ho fatto tardi, lo ammetto, io lo ammetto sempre quando faccio tardi, che è una cosa molto rara però, diciamo la verità, che sono abbastanza preciso, abbastanza coppa su precisa, cioè essere sincero, però oggi ho fatto una corsa, oggi ho fatto un po' tardi, sono arrivato a casa a volo a volo, infatti non c'ho nemmeno il mio pigiamino grigio topo, come ben vedete, ma sono rimasto come maglione un gol. Allora, niente, no, no, stiamo vedendo, vabbè, no, ma scusate di condividere il link, vabbè, un po' la pagina, ma non fa niente, tanto è la stessa cosa. Poi giù, che vi volevo dire? Ah, tengono un sacco di salute da fare, sì, perché me l'hanno scritto e mi bevo un coppo telefonino, perché oramai è un po' di tempo che non riesco a segnare più un coppa a chilo foglio, pure perché ne segnavo un coppo foglio, segnavo un coppa notiario che purtroppo è finito e a botti di salute e saluto per 2 anni live, alla fine il quaderno è finito e non si può come si dice, è finito, con il quaderno non me l'ha già ancora procurato. Il link si vede, chi è? Sta scrivendo? Vabbè, il link non si vede addirittura, è che se sta solo in coppa live, aspettate un attimo, controllo un attimo, ma pare un po' strana sta storia. Se sta parlando soli, perché chi ne può capitare, no? Che parla soli. Eccolo qua, andiamo a controllare un attimo. Ah no, sta qua, io vedo. Sta a posto. No, lo vedo, aspetta, ne voglio... Angelo, io sinceramente vedo e sento, poi non lo so se è un problema d'udore, perché forse mi pare che sia a Germania se non sbaglio. Comunque se mi vedete comunicatemelo perché volesse parlare solo con meno strunz. Comunque siamo 47 spettatori, voglio veramente questa sera a livello di share sto battendo pure a Harry Potter, quindi per me è veramente un onore, non mi rendevo cioè sempre si sta facendo Harry Potter perché l'ho saputo che faceva questa sera ma non ero proprio sicuro perché la bola è un sentito dire più che altro, però confermatemelo voi, si sta facendo effettivamente Harry Potter. Intanto passiamo ai saluti veramente perché allora non ti dimenticare Domenico Natale si chiama, lo saluto nonostante le festività siano finite. Questa battutaccia permettimela perché sai ogni tanto faccio fare un bucchinare, no? Mi piace fare il bucchinaro. Mirko, lo saluto a Mirko Perna che stasera avrei voluto invitare in diretta. Anzi, vi premetto, voglio che stasera non sono stato cazzo di fare l'ospite, anche perché si era fatto troppo tardi. Non sono stato veramente, non ho avuto il tempo materiale di invitare qualcuno, nonostante hagi scritto a 4-5 case caruto che non mi hanno risposto, non sono riusciti a rispondermi, ma ovviamente stanno mangiando perché comunque l'ho scritto in orario scomodo. Intanto siamo 60, voglio veramente stiamo scassando malamente, non so se sarà il maglione per questo cambio di se su maglione porto fortuna volevami su pigiama, ditemi voi se volete io volevami su pigiama del giorno dopo, anche se a malincuore perché lo tengo a quando ero piccirilli in pratica. Allora Vincenzo Sarco saluto e voglio attenzione attenzione, c'è il ritorno del grandissimo Antonio Pellegrino insieme alla mamma la Sartulella, Nunzia la Sartulella. Mo chi è occasionale, perché ce ne sono vari di occasionali delle dirette, staranno pensando ma chissà che cazzo sta dicendo, ma chiuso a Pasqua Antonio e a questa Nunzia la Sartulella. Invece gli aficionados, chiamiamoli così come si dice in Spagna o in Argentina, non lo so, sanno chi è, anzi si preoccupavano pure, quindi penso che dall'altro lato chi conosce Antonio Pellegrino e la mamma Nunzia la Sartuella starà dicendo, veramente starà tirando un sospiro di sollievo perché mancavano da parecchio. Infatti voglio leggere quello che ha scritto: buonasera Cielo, stasera finalmente ci sono, mi puoi salutare a mia mamma Nunzia la Sartuella e poi dire in live che se l'MD mi prende a lavorare perché la CRAI mi ha licenziato, addirittura licenziamento, non sapevo manco che tu faticavi la CRAI perché o se no ti dico la verità, hai rischiato di essere cancellato dal mio account. Comunque ti saluto e poi dici in diretta poi dici la stessa cosa di voto. Grandissimo Antonio, comunque grande il tuo ritorno, soprattutto mo che sei stato licenziato dalla CRAI, veramente sei il benvenuto. Comunque poi passiamo agli altri saluti. C'è sta Gennaro Noto che lo saluto, noto a chi non lo so, sono in vena di buchinaraggine. Gabriele Simonetti che mi chiede
di salutarlo innanzitutto, poi non ne ho vero, ma ci mandati sto fatto, non mi chiede di salutarlo, ma mi dice, ma nella diretta come si deve fare una domanda? Io colgo l'occasione per Casa Caruto che ancora non lo sa, che praticamente voi dovete, una volta che state un po' a diretta, col telefonino, perché la maggior parte di solito se lo vede col telefonino, dovete non entrare con l'applicazione di YouTube, attenzione, ma andate un po' a Google, scrivete YouTube, poi ovviamente vi esce YouTube, poi scrivete Frank e Cerrone sul motore di ricerca di YouTube, esce il fatto che io sto in diretta, poi premete, giustamente con la diretta, e incominciate, poi c'è scrivi i commenti, e quindi da lì scrivete i commenti, quindi veramente è semplice, voglio ridere su Smash, imparati a fare questa cosa, penso che anche voi dall'altro lato non avete problemi, casomai mi fai sapere Gabriele. Allora, poi c'è sta, grande Simone Meola lo saluto particolarmente pure perché Maite, che rimane una mamma sopra, e quindi veramente voglio fare un augurio alla madre, pensi a Fuguano, dice su fa un augurio a sua madre per domani, che veramente spero che guarisca presto. Ma sentono un po' come chi li cafun, diciamo, che fanno i programmi su quei canali strevezi, ogni tanto fanno li fatti come i saluti, però io sono fatta così, sono poco strevezi stesso io. Alessio Perrotta, grandissimo. Poi c'è sta Lorenzo Calò, non ti dimenticare di salutarmi alla live di stasera, grande Lorenzo, che è sempre presente, un grandissimo. Poi c'è sta Gaetano Piacente, che insieme a mamma e nonna mi scordo lo saluto, proprio ci tiene particolarmente. Renato Bencivenga, e poi penso che abbiamo finito qua, quindi possiamo andare a vedere chi ci sta invece collegato su YouTube. E poi va a dicere pure una cosa, no? che ultimamente ho provato sulla mia pelle e che se la volevo ricevere, non vedevo l'ora. Che praticamente, no, ultimamente mi ha scaricato Periscope, un'applicazione che penso che la maggior parte di voi conoscerà. Per chi non la conoscesse, Periscope è un'applicazione che ti permette di fare le dirette da rocazzuotura a casa, cioè dal cellulare prima di tutto. Quindi tu o stai a casa o stai a Mesavi, puoi fare diretta premendo cioè scaricando di questa applicazione. Allora, mo che ho fatto? Quando mi ho scaricato questa applicazione, in pratica mi sono andato a vedere delle dirette che fanno le persone. Ovviamente, sai, io di solito cioè io faccio i dirette, no? E quindi vederle mi è sembrato un po' strano all'inizio, e infatti ogni tanto commentavo, scrivevo pure io, no? Facevo le domande a chi si faceva la diretta, e il bot non mi cagava, ecco, ma non mi frega, allora ho detto, Madonna mia, la prossima volta faccio la diretta, cioè già risponderò a tutto quanto, che cosa che io di solito provo a fare, non riesco perché poi sono molti commenti, però mi sono sentito io in quella sensazione di Madonna mia, allora quando non mi rispondevano mi facevano accusare, ma vieni a sta casa Caruto, sto facendo una domanda a 3 ore, ma anche mi risponde. Allora sto dicendo, ma allora pure loro, cioè quando stavo con come vedere la live mi perciò sono incazzano così assai quando non rispondo alle domande, ecco. Ma io non lo faccio apposta, però penso che pure questi che in live non lo fanno apposta, e comunque vabbè, comunque io vado su YouTube e vado a salutare tutti quelli che ci stanno collegati. Voglio siamo 60 noi stasera, stiamo scassando. Antonio Iaccarino primo, grandissimo. Silvia Gandolfi, ciao Frank, veramente incominciamo male, mi sono persa qualche tuo video, ma ti assicuro che recupererò. Grande Silvia, sì, perché cioè, non so se ti hai perso, ho state cose, un po' il profilo mio, Fabrizio Cerrone, la pagina mia, YouTube, Facebook, più Facebook che YouTube, onestamente, quindi spero che tu recupererai. Davide Neboso, voi Frank, voglio, ma stasera veramente grandi occasionali, che so se mi state sfruttando oppure state pariando questo fatti Frank. Alicmo Bassone, grandissimo, buonasera Cero, e buonasera a chi Lupiret e Bisont Ramamme YouTube. Non poteva mancare la perla di Alicmo Bassone, che ovviamente saluta tutti, saluta me, ma soprattutto colei che ci ospita su questa piattaforma, ovvero la madre di tutte le madri, ovvero la madre di YouTube. Allora, Sasi Troise, grande, Sasi, ciao, sono ritornato, Sasi è vero, mancava da un po', mi fa piacere che sei di nuovo qui. Angelo Muzzillo presente dalla Germania, grande Angelo. Alessio Enigma non conta quanto colpisci forte, da quanto forte ti colpiscono. Ma io, Alessio purtroppo è un malato di Rocky, e quindi lui non ci fate caso se io leggo le sue frasi ogni tanto, perché è malato di Rocky e quindi parla solo con le frasi di Rocky. Mi ricorda poi, tra l'altro, io e un mio amico che si chiama Valentino, che sicuramente non si sta vedendo questa diretta, Casim Patuto, proprio Rocky, e volte ci telefonammo, parliamo per delle ore, poi giuro un po' di
delle ore parlammo solo i Rocky, cioè parlammo di frasi Rocky, poi essendo che i film sono sempre di là, oramai ce li vediamo da anni, diciamo sempre le stesse cose, cioè analizziamo delle cose, delle battute, dei discorsi che fanno nei film di Rocky, ma veramente voglio faremo riuscire, ma già lo siamo, però cioè, se ci sentisse in questi discorsi, veramente ci pigliate proprio più scimi che siamo, quindi volevo spezzare volevo aprire questa parentesi. Allora, dice Angelo Muzzillo, dice, ma che re, Capodanno stai facendo un countdown? No, non so a cosa... Ah sì, un countdown, che sarebbe quello che viene prima della diretta, bello come l'hai scritto, countdown, proprio come scrivo io all'inglese. Sì, effettivamente prima della diretta ci sta un countdown, diciamo, un conto alla rovescia, perché fanno pure l'anziangolo, all'inizio ma veniva l'anziangolo, dice, ma non è greca, fra un minuto, sai, inizia la diretta 59, 58, 56, veniva l'anziangolo, dice, ma che è, o era Capodanno, poi dopo l'ho superata. Danny Players, grande Cerrone, Davide Scognamiglio, ce lo stai facendo tardi, hai ragione. Ghost Killer invece dice Cerrone stasera forza Juve, ma ti aspetta un attimo, che cazzo di cagata. Ma ti seguo contemporaneamente, sì, perché probabilmente c'è la partita della Juve, a noi giustamente ci una foto proprio, però te voglio bene lo stesso. Ghost Killer, Mary Oliva, grandissima mansarda, veramente Mary quando mi chiama così a parte mi fa ridere, sì, perché mansarda caruta sarebbe una, diciamo, come si dice, non è una parola, no. Vabbè, una cosa diversa da Casa Caruta, dopo Palazzo Fracet, villetta abusiva sgarruppata, c'è anche Mansarda Caruta, che è un diversivo, ecco, non mi veniva a parola, e mi fa sempre morire quando ci stavo su. Peppe Nocera, mi saluti, grande Peppe Nocera, ti saluto, e come? Sabatino Baiano, c'è ma chi è quello che mette sempre non mi piace? No, non lo so chi è, anche perché io non vado a controllare spesso queste cose, mi piace, non mi piace, almeno qui su YouTube, perché sinceramente mi passa manco poco cazzo. Roberto Vasaduro, sono occasionale e me ne vergogno. Roberto, devo ammettere che anche oggi me l'ha scritto in un commento, hai ti sono occasionale e me ne vergogno, ma non ne ho vero, cioè, a me mi fa piacere, cioè, io vi sfotto quando dico nonostante ci siano degli occasionali pure nelle dirette, ma nella vita proprio, la vita è fatta di occasionali, pure io sono occasionale su certe cose, e quindi io ti voglio bene lo stesso, l'importante è cassa e caga, cioè non fa niente, questo voglio dire. Antonio Caperchio, secondo me a Mancini c'è rimasto un gan, ancora la sconfitta in campionato, Magneto Limone Mancini, poi vabbè scoppiata questa su fatti Mancini e Sarri aereo, ha variato pure, ha fatto un video, non so se l'avete visto, ha fatto un pari stato perché a così, sa pare che ho fatto i Mancini e Sarri, e quindi ha voluto variare pure. Alessio Masucci, Ceroso, Francesco Masucci, mi saluti, ti voglio bene, grandissimo Francesco con contatto Rufrata. Raffaele Fontana, c'è Roma, rap style su Mancini Yam, mi hai superato 7167 case Caruto, non hai capito che stai dicendo, vabbè, comunque vado un po' indietro perché veramente ci tengo assai a cercare di rispondere a tutti i commenti, ci provo. Antonella Lella, c'è Roma, che è successo? Ramsey nasignato, ma in da giorno sono morto chitarrista degli Eagles e un regista Ettore Scola Magre. Allora, Antonio, guarda, veramente mi devi credere, siamo sulla stessa onda, perché io questo pensiero ce l'ho avuto stamattina, perché ha detto, ma vero però, perché questo è un mese, voglio della tragedia, questo è un mese che stanno morendo tutto quanto, non so se ci avete fatto caso, nonostante sia ancora il 20 di gennaio, saranno morti 20-30 personaggi famosi, e quindi un mese da fornire ancora, no? Figuriamo. E quindi, eppure ha detto, però Ramsey effettivamente in queste morti ultime non c'entra nulla, quindi fondamentalmente forse non è tanto vera la leggenda che quando Ram si segna e muore con Cruna, quello non è vera a priori, però diciamo, sai, ultimamente veramente, a meno che anche non valgono anche i gol in allenamento, perché poi questo giustamente non si sa, e quindi vabbè. Comunque Salvatore Mennella ce l'ho fatta a barbo come Bangladesh, non so chi sia questo personaggio, Bangladesh. Sabatino Baiano, ma chi è quello? Ah no, ho visto già l'ho letto.
vabbè. Domenica Esposito all'Icmus Avanza, c'è per PTV, non l'ho mai visto la prima volta che sei in questa live, sei un occasionale, no, sto scherzando. Grande Frank, effettivamente vedi anche da come mi chiami, devi fare nuove Tug Life, salutami ti prego, e cosa ne pensi del fatto di Sarri? I Tug Life oramai è acqua passata, nonostante io mi sia divertito a farle, veramente c'è stato un periodo che pensavo solo a fare Tug Life perché mi piaceva, però penso che sia una cosa passata e a me piace sempre di cambiare. Poi mai dire mai, perché poi nella vita ti viene una capata, ne puoi fare anche altre. Comunque poi che dice, cosa ne pensi del fatto di Sarri? Voglio, ma i Sarri, cioè, l'IT, Sarri è un bravo, ma fondamentalmente, quando diciamo ragazzi cazzo su tifoso di Napoli, ma si era il contrario, cosa avresti detto? No, io, come te ci fa capire, magari ha detto una cosa abbastanza, cioè, non so, a me pare strano che Sarri ci dice frocio, nonostante lui abbia ammesso questa cosa, comunque che ci dice frocio a mancino, non so, che big pezzo rosso, allora io, ma cazzo, cioè, non faccio che tengo 30 anni, mette a vicino a uno, fai tu che tieni 60, vabbè, comunque lui alla fine si è scusato, e poi quelle sono cose che noi non ne potremmo capire, nel senso che magari veramente nelle partite con quella tensione, chi si stanno comunque stiamo parlando di partiti diciamo, vabbè, Coppa Italia, però comunque a quei livelli, no? Sai, la tensione, ecco, comunque pure Mancini c'hai come c'hai, vecchio cazzone, cioè magari nelle partite scappano queste cose anche tra calciatori, alla fine non la vedo una cosa proprio condannabile, chissà che succede, comunque succedono cose peggiori nella vita, ma non lo dico veramente no perché sono un tifoso di Napoli, perché sinceramente le vedo cose molto così. Allora, chi è qua? Peppe Nocera mi saluto, l'ho salutato. Andrea De Leva, penso che pure tu li fa salutare perché ti prego. Fabio Pisapia, c'ero Udivane che fine ha fatta, hai ragione, no? Perché sta mia mamma nella stanza nel soggiorno e quindi io mi aiuto a spostare qua, ecco ho cambiato stanza questa sera, mi dovete perdonare. Vincenzo della Russa, ce lo mannaggia, no, questo non si può dire, saluto ma e basamo stu cuppolone, addirittura Vincenzo della Russa, vabbè, come ti saluto lo stesso, non ti bacio il coppolone. Salvatore Romano credo di averlo salutato, e no, oggi ho pensato per un'altra cosa, che secondo me oggi zumbato, con saluto, e no, perché sai che veramente voglio, a ci ricazziate, quindi è meglio che vi saluto, qualche saluto che stava sotto allo stato, al video che hai oggi mise, a tra poco con la diretta. Allora, Simone Longobardi lo saluto, quindi non me lo voglio scordare. Annarita di Pace, nonostante non so se si stia vedendo la live, la voglio salutare ugualmente. Poi ci sta Vincenzo Ferrini, no, non saluto. Magnazzo, Murenni Fam, chissà, ce lo salutami Andrea Fericiello, ti saluto Andrea Fericiello, Raffaele Fresa, Giuseppe Amabile, Giuseppe e Raffaella Amabile, non so se suo profilo chi è Giuseppe Raffaele, comunque saluto tutti e due. Chi è capo? Angela Liberti, non so se ci sta, la saluto. Marianna Iodice, che credo che sia qua a vedersi la live, almeno spero, e la saluto, e scusami se mi sono dimenticato. Valentina Catanzaro, i grandissimi Jenny Bianco, Alfredo Dulvi e Raffaele Tuccillo, il tridente li chiamo io, Usacci perché chiama così. C'era il mio compleanno, ci rimane una replica. Vabbè, in effetti c'è la replica poi su YouTube, ovviamente, perché per chi non lo sapesse, sempre per gli occasionali, il video viene registrato, cioè chi sta in diretta, però poi si registra sul canale, quindi se vuoi dovrei dovrei pure a Rop rimane. Carmine Catapano, l'ospite a sorpresa sarà Mancini, sono sicuro, ma non è Mancini l'ospite a sorpresa. No, già sta proprio l'ospite stasera, tra l'altro, perché per chi si fosse collegato ora, ripeto che stasera sono stati cazzi fa l'ospite, quindi stasera sarò da solo come ai vecchi tempi, però la settimana prossima vi prometto che ci sarà sicuramente qualche ospite, lo procurerò un po' prima. Allora, Luigi Parisi, salutami appena inizi, mi dispiace, saluto solo ora perché mo la gente. Jenny Pisani, salutami o si no vado a fare spesa a Dupenny Market, veramente meno male che ti ho salutato. Gabriele Simonetti l'ha salutato. Ezechiel Mennella, lo saluto pure a lui perché ci siamo visti a Is nel 2007 in un villaggio in Tunisia, quindi veramente mi fa piacere salutare. Matteo Leardi, poi ci sta più, mi puoi salutare Claudio Carrino e Anillo Morante, che sono i case Caruto che dovevo salutare. Ripartiamo di nuovo con i commenti, andiamo a vedere chi ci sta. Salvatore Romano, ce lo fai passare questa notizia? Hanno hackerato Instagram, il secondo canale di Gabbo
con 300.000 seguaci condividete su Facebook, ragazzi. Io non, cioè, conosco Gabbo, nel senso che è uno che fa i video, un po' YouTube, un gamers. Mi dispiace perché, nonostante io non lo seguo, però mi dispiace perché ad essere brutto quando succedono che ti hackerano la pagina, si arrobano la pagina in pratica. Quindi sì, si potete aver fatto, mi fa piacere, anche perché non lo auguro veramente a nessuno, non deve essere bello. Melania Petrillo, mi fate pigliare con il Fabri, io torno dopo tanto tempo e tu non mi saluti né manca, ma non mi ascolto questa cosa, no Melania, io ti saluto e credimi, sono molti commenti qua, io cerco di leggerli tutti perché veramente mi fa piacere. Prima a me Alessio Balsamo, Cerone hanno messo o 3x2 in coppia i finocchi, approfitta, mi salutami, sono un tuo fan affezionato, forza Napoli, un bacio, grandissimo Alessio, sì, agisco quei link che stanno girando su Facebook delle, delle offerte per i finocchi sempre riferiti a Roberto Mancini, che veramente ci stiamo sfaziando questo fatto stamattina. Roberto Carlino, eccolo qua, l'account di Roberto Carlino dice: c'ero in quelle trasmissioni su Telecampania, dopo i saluti cantano tu che cazzo fai. In effetti, guarda, non perché, però forse, cioè, fino a un certo punto, cioè, forse meglio, forse, diciamo che non vi delizio con le canzoni che cioè, non sono proprio, mi fa parlare di canale Streves, nonostante, però devo ammettere che io a volte li vedo proprio perché mi fanno pariare, che già fanno, non so, che fanno le canzoni, sai, che parlano di quelle cose improponibili, che cazzo. Michele c'era solo, Cerri e Calamita azzeccato un coppo frigorifero, te le rubate a Ibiza e Capri, Monellaccio, no, non lo rubate assolutamente, cioè, insomma, anche i miei poche sono mie, vorreste non so a su. Giuseppe Caputo, Cielo, ti piace che Cozzalone molto? Se sì, qual è il tuo film preferito? Hai visto il nuovo Cuovato? Allora, a me piace assai che Cozzalone, ma proprio tanto. Io mi sono visto in streaming, sinceramente il film, spiego io questo blocco i commenti perché mi sono visto il film in streaming Cuovato, però effettivamente mi volessi avere pure il cinema perché in streaming me ne sono un poco penduto, perché secondo me non rende tanto, cioè no, secondo me, cioè proprio così, non può rendere come rende al cinema un film, quando lo vedi in streaming, così, no, tutto, infatti me ne sono pentito. Però Zalone mi piace assai e mi vidi il film Lunri, che già me l'ero visto, che era quello là Sole a catinelle, e a me mi fa chiagnere il rosato, cioè non lo so, a me personalmente lui piace, poi non faccio oggettive, magari a qualcuno non piace, però a me mi fa pisciare sotto il rosato, perché io non ne vedo, cioè per me è uno dei meglio, sinceramente, mi fa proprio chiagnere, cioè non lo so, mi fa proprio ridere assai, cioè come difficilmente mi capita, quando vega Is, poi mi fa pisciare sotto, non lo so, è più forte di me. Comunque, Carmine Catapano, c'ero però un bello saluto, ma un merito pure, tu ammiro di un pacco, perché Carmine Catapano, a io mi ha copiato stato e l'ha scamato e c'ha scritto sotto Casa Caruto, mi potevi citare, perché avevamo variato. E comunque lo saluto lo stesso, nonostante sia una casa caduta. Gianluigi, scusami, Torriero, lo saluto pure lui. Fabio The King, che poi alla fine ho scoperto che è Fabio Di Fusco, grandissimo palazzo fracido anche egli, dice: no vabbè, stai salutando questo maglione collo alto anti-succhiotto. In effetti veramente questo non l'avevo pensato, veramente questo è anti-succhiotto, per i succhiotto oramai, cioè i Teng Tren sono cose un po' più quando ero guaglione, no? I succhiotto. Mary Oliva, anche ho visto Cuovao, ha scritto che è un pezzotto forse, in streaming, e devo dire che mi ha deluso un pochino. In realtà, io perciò, sai che, allora, personalmente pure io mi sono divertito più col film Sole a catinelle che con Cuovado, però Sole a catinelle muoveretto cinema, allora sai, c'ha tutto un altro effetto, e a scettare in cinema gli niente, no? Perché io devo fare chiagnere, invece chi stucca aspetta un attimo, scusate, c'è Mario Rannello che veramente mi fa piacere che sta qui, dice: grande Fabri, proposto una diretta live durante Juve Napoli, unica regola, libertà di chiamare Frocio e Finocchio chiunque. È una bella idea che sta qua, ma approfitto per salutare Mario che non so se sta a Napoli o sta a Pisa, grande amico mio, abbiamo fatto una commedia insieme una volta, ci siamo divertiti veramente, lo voglio bene a Mario, lo saluto. Mi saluti Danilo Ruggero, scusami, eccolo qua. Pochi più Nunzio Barone, Cero Paccarone a Carmine Catapano Ciuronghi, grandissimo Nunzio Barone che
che tra l'altro saluto e ringrazio perché mi ha invitato, oggi me l'ha scritto su Facebook, mi ha invitato a prendere un caffè al scusami, al bar Carlino, addirittura, che dice che esiste nel suo paese, che non ho mai ricordare, però dice che c'è il bar Carlino, e mi ha invitato a più un caffè là. Io, se non fosse così lontano e visto un cappello, quindi per me è molto difficile venire lì giù, già ci fosse venuto, però non mancherà occasione, come già ti ho detto, perché mi piace l'idea di andare a bere un caffè nel bar di mio padre, fondamentalmente. Poi 66 spettatori, veramente stasera c'è un'occasione alla una giornata magica, non lo so, una giornata propizia, sarà perché non lo so, che sarà comunque, boh. Comunque Sonny Crockett c'è a Roma, la vogliamo spendere una parola su quella faccia bianca di Francesco Sole? Ma io su Francesco Sole sinceramente ho speso qualche stato su Facebook proprio perché non ce la faceva a mi trattenere, nonostante a me non mi piace veramente a volte, sai, pubblicare delle cose su sai, contro qualcuno, però fa Francesco Solo ma che oggi sempre tenuto qua, ma sempre proprio, cioè proprio qua. Cioè, a me mi fanno una radiografia, mi esce Francesco Solo qua proprio nella, diciamo, qua nella zona tracheica, no? Della perché non ci mai supportato per mettere una faccia Waller, guarda, non tengo niente da fare, mi creerò delle antipatie tra di voi perché magari a qualcuno piace, però a me lo fatto soggettivo, a me non lo supporto proprio, per me tenere una faccia Waller, ma proprio a Waller, cioè c'ha quella perché non, cioè, uno che tiene un'espressione facciale, uno che non si capisce quando è triste, quando ride, quando fa un pirata, non si riesce, frate, ma tu, ma che si fa? Ma mo fa, pariamo, mo fa divertire proprio vicino sul tuo computer all'anime di debbi, allora a me chi non mi decide niente, a me che si faccia ferme queste cose, cioè, ma tu dici, perché un bottone nella faccia ferma, no, per carità, però tu fai i video, cioè, un minimo brio, un minimo le tenere, fra, che sennò è uscita, cioè, voglio, se no, va a fare i buchini, no, dico, però questo è un parere mio personale, che figuratevi. Antoine, come si chiama? Antoine Angolo ha detto sei bellissimo, visto adesso poco Mancini pure lui, ma l'ha già perso intanto come. Alicmo Bassone, attenzione, attenzione, parte con un, per chi non lo sapesse, Alicmo Bassone è uno sceneggiatore, diciamo, non autorizzato, anzi autorizzato di questa live, e lui partorisce delle sceneggiature così all'improvviso mentre facciamo le dirette. Allora, eccone una, Alicmo Bassone, la fabbrica, no, scusate, ecco qua, Maronna, mi ha pezzo commento, allora, lo so. Alicmo Bassone, la fabbrica del pozzottato. Robert Carlinosca, questa sarebbe la parodia della fabbrica del cioccolato, è proprietario dell'MD a Pianura. Permette a 5 puzzati di fame i trasiri da fabbrica. Aro trovano un mare di cioconut e gli M-Dumpa. Attenzione, questi sarebbero pezzotti dei Lumpa Lumpa, si chiamano gli M-Dumpa, nani abbronzati come Carlino. Veramente, lui è un grande, Alicmo Bassone, io ho già manifestato la voglia di volerlo conoscere finalmente dopo un annetto, forse, che lui è qui nelle dirette tutte le settimane come dire, a intrattenerci con queste sue sceneggiature che sono veramente da Oscar. Alicmo Bassone, veramente io sto premendo per stringere contatti con te e invitarti live in una live, però anche se sono un po' titubante, perché sa c'è uno quando è bravo a scrivere, no? Come te, ecco, poi quando uno vede un faccio, non lo so, potrebbe scattare una delusione, ma non perché tu sei brutto, però sai, uno a te ti immagina, allora a volte è bello immaginare le persone e non vederle, no? Soprattutto per chi scrive, no? Per gli scrittori. Allora mi mette paura che tu sì, tu dovremmo, a roba ci spuntammo e non ci piaci più. Ho un po' questo timore, ti confesso questa cosa. Comunque, allora, Lady Dion, buonasera, ma voglio vedere. Sì, mi saluto, sì, capite chi sono? Chi sarà Sara Dion, o pezzotto della Dior, io la conosco perché, eccolo qua, io stasera non poteva mancare, infatti, ma stai preoccupando, ore 10, la chiamata di Cacami Ucazzo. Eccolo qua, io spero che lo vedete, lui sempre per gli occasionali, lo spiego, è colui che in tutte le dirette, o quasi, ma parliamo del 99%,
ti fa questa chiamata su Facebook che io veramente attendo con una certa, come fosse, che ne sai, tipo un Windows, no? Cioè una cosa che tu, no, Windows no, attendo come il pane, è meglio, come il pane è più bello, perché a lui mi fa stare bene, so che, cioè, mi piace sapere che lui mi segue, no? Così, quindi per me, se lui non chiama, perché poi mi preoccupo, perché sai, magari stasera forse, non lo so, che ha passato, invece lui, a me quantissimo cago cazzo, che si chiama pure così, e per me è un piacere, guarda, sembra un paradosso, ma invece diventa un piacere. Allora, Alberto Frascogna, salutami in un mappenner, grande Alberto, che vedo che da qualche tempo è anche lui molto presente nelle live, mi fa piacere. Amedeo Marino, grande Fabrizio Meglio, ti voglio bene, Amedeo, nonostante il tuo nome sia un po' doppio sensistico, nel senso che mo perché sarà che oggi si sta parlando di ricciuno, di mancini, di robe varie, Amedeo, se qualcuno sicuramente lo saprà, era un personaggio che faceva Biagio Izzo, che faceva questo biondo così, un poco riccione, e quindi Gianni Omega scrive sempre su fatto, cioè ti hai fatto bicchierine di vino Manduria questa sera? No, non mi sono fatto bicchierine di vino, tu sai che io non ho problemi a mettere quando ogni tanto, anzi sono stati ogni tanto che ci guarda, ma ci fatto pochi vini stasera, ma molto raro, è una cosa molto rara. No, come la fa. Antonella Lella, ce l'ho. Meno male che la live ne ha fatta rimane sera che fu film Chocolate. Ah, peccato solo che non è Choconut. Sì, effettivamente Chocolate mi pare che si dice. Sì, è un film che, non so, Penelope Cruz, non mi ricordo chi ci sta, effettivamente un bello pezzotto a tipo Choconut ci sarebbe stato bene. Fabio Pisapia, ce lo stasera in cucina faccio un caffè. No, io sinceramente a troppo un po' che fa, cioè, quando finirò un bel caffè me lo vado a fare sicuramente, ma non ora, ma mi sembrerebbe scortese lasciare qui senza diciamo, silenzio, no? No, un caffè. Pacos, grandissimo, Pasquale Martuscello, che mi sono dimenticato di salutare, ma lui lo sa che io lo voglio bene e quindi mi perdonerà. Casa caduta, dico forza Inter, allora no, allora se ne casa caduta veramente così non va bene, perché lui ti fa per l'Inter, purtroppo ci sono questi personaggi così come lui che tifano per l'Inter, nonostante siano di Napoli, però che ma fa, io poi sono molto sportivo, nel senso che a me me ne fotte proprio, ma hanno vinto ieri, però fondamentalmente stanno sempre 4 punti, no 4, anche di più, 4-5 punti sotto, non mi ricordo, e quindi mangiate voi limone pure voi. Free Tiles Ceramiche, addirittura con questa maglia a collo alto sembri un po' Mancini, guarda, veramente ce la faccio giusto, fatti i Mancini, che effettivamente non me ne sono reso conto, però la maglia a collo alto, diciamo che nell'immaginario collettivo, effettivamente è un po' frocisca come cosa, e questo lo devo, cioè a me nell'immaginario un po' mio, un po', effettivamente stasera mi sono cavata una curtollata solo io dietro alla schiena, ma ci la maglia a collo alto, ma non sapevo, non l'ho fatto apposta. Antonio Marzano, c'ero il caffè lo fai con la macchinetta senza il manico, ricordaci di quando ti scottavi per non farla cadere. Ma guarda che è vero, io mo mi ci passi mai, ma io effettivamente faccio ancora il caffè con le macchine, sono due macchinette a casa mia che usiamo più spesso e sono senza manica perché si scassano, perché cioè, se in casa caduta ci dimentichiamo la macchina del caffè sul fuoco e quindi la prima cosa che si squaglia è che lo cazzi in bocca per, come si chiama, chi lo cosa, no? Per prendere il caffè. Allora si squaglia e dopodiché noi ci sfastriamo, quelle si vendono pure, però diciamo, ma perché ti accattano la macchinetta? E che fai? Ma ogni volta squagliamo cosa, accattiamo in macchinetta e qua se ne andrebbe una fortuna in macchinette, quindi non mi sembra il caso. E allora stiamo là con quella pezza, pigliamo una pezza e pigliamo un caffè a pezza. Ora ci siamo abituati, perché all'inizio ci cucevo, ma devo dire, poi abbiamo fatto callo un po' per dentro, non ci scottiamo più e quindi effettivamente andiamo avanti con questa cosa. Allora, Vincenzo De Lucia, buonasera, c'erano tutti questi occasionali, mi stanno facendo accusare che sangue Ramarosco, non so cazzo fa leggere un commento. Hai ragione Vincenzo De Lucia, ma purtroppo è così, quando c'è un po' di folla io non riesco a leggere veramente tutti i commenti, perché effettivamente su una casa caduta, lo dico, diciamo, che mi chiede una cosa, no, perché? Perché su cazzo di bloccare, quello c'è un modo per bloccarli, ma per esempio i proprio non ci riesco, forse già premere la coppa, non lo so, forse si sono, no, ma non si bloccano, manco si preme la coppa, una cosa che io non riesco a capire come bloccare questo flusso di commenti che mi scorre davanti e tu dici ma che caso 2 anni che fai diretta e ancora le ha capito
sì, ancora la capì, non so perché. Comunque, che dice Stefano, Stefano Napoli, mi abbracci, ma che una diretta gay, questa qua, mi abbracci come Gianni Morandi, state dall'Icmusa, ma che si fa? Allora, Angelo Muzzillo, io tengo la tessera del Cerrone, non sono occasionale. Bravo, sta cosa mi piace, nel senso che mi hai fatto venire l'idea, creeremo una tessera del tifoso, diciamo, come si dice? Del direttoso, nel senso che gli si vede dire Alessio Masucci, c'ero come mai non hai il classico pigiama grigio e hai cambiato posto, non vedo l'ora di rivederti al Comic Con. Allora, purtroppo pigiama a tradimento, essendo abituato che la diretta la faccio il lunedì, o pigiama purtroppo oggi è mercoledì e sta in da lavatrice, perché io, ovviamente ogni settimana la ce l'ho su pigiama, no? Non lo posso tenere sempre così, e quindi effettivamente grandissima Valentina Catanzaro che dice stasera non mi caga proprio, Fabri eccola qua, forse mi sono imparato pure a blocco i commenti, state zitti facendo una mossa involontaria, mannaggia Geppetto e Pinocchio e zumbate tutti i commenti, mi devi scusare veramente, ma Ita, Git, purtroppo sono veramente molti i commenti questa sera, quindi perdonami. Antonio Pellegrino, ce lo ripeto per la quarta volta, sì, ho visto un commento, aspettato la cacchiappanata voto, non ti preoccupare, ti ripeto per la quarta volta, lo sta, non ti trovi più. Ah, però le tende a casa tua tutto bene, se qualcosa c'è la sartulella, ti ringrazio veramente, ma però tu forse ti sei dimenticato che anche mia mamma fa la sarta, quindi se si scassa una tenda oppure un casone, si buca e tutto devi sapere, io ho mia mamma che fa la sarta, quindi non ti ringrazio però è del pensiero. Andiamo a rinnovare i commenti. Pacos dice: Ciro, io sono il più occasionale. Cadin se una casa che tutta la piattaforma di YouTube ti aspetto a pianura in queste settimane perché venga a Napoli. Non è vero, Pasquale, nonostante sia veramente un palazzo abusivo di Baghdad, è uno che comunque spesso e volentieri, forse quasi sempre, segue le dirette e io lo voglio bene, nonostante la sua casa carutaggine. Allora, Leptospida non sei fiero del fatto che non hai haters come altri youtuber o personaggi di Facebook, no? Sì, sono molto fiero, ti dico la verità, nel senso che io in effetti veramente sono poche le persone che mi rompono cazzo a me sui video e sulle cose, e mi fa molto piacere effettivamente. Però ci sono, ogni tanto c'è stato qualcuno che ci piglia a scigna in capo e mi dice qualche cosa, però io personalmente lo rispondo con tranquillità, perché io tengo la coscienza a posto, a me tu mi puoi un cazzo come tu, ma alla fine cioè, io non mi sento a posto con la voce, non penso di dire chissà che cosa quando faccio un video, cerco sempre di essere leggero, perché poi cazzo me ne fotta a me, no? Quindi fondamentalmente, sai, gli haters si creano, gli haters per chi non lo sapesse, ma penso che lo sapete, sono proprio il caso caruto, nel senso quelli che comunque sotto i video sfottano, ricino e fan, ma quelli si creano quando tu per esempio sei un personaggio, nel senso che fai video tipo di di rottura, nel senso che ha bella pure la voce che mi dice perché io oggi ho già accettato tutto quanto, perché voi siete una marcatura per dire no, allora sai chi dice ma che mo sputo in bocca, ma ieri, capito, quello uno tende ad attaccare quei personaggi che sono troppo schizzati, no? Che dicono cose che spaccano come dire, spaccano i pareri, no? Invece a me cazzo me c'è solo giro, ma che esagerazione. Allora, Fabio The King, dove stavate voi alle prime live quando a ogni live si metteva una parrucca diversa? Dove stavate quando Pitbull recitava le sue poesie occasionale infame per te solo le lame? Addirittura, vabbè, qua giustamente vabbè, sta scherzando, ne sono certo, però in effetti le prime live erano proprio pochi, però comunque vabbè, ci siamo divertiti perché era tutto un inizio, no? Non sapevo appicciare, non sapevo studiare, non sapevo se voi mi sentiva, non sapevo fare i commenti, non sapevo fare un cazzo in pratica, e quindi sono problemi tecnici fino alla quinta, sesta live, poi dopodiché comunque io, per esempio, posso mi è successo short e disinvolto, capisci, che andavo a riparlo, ecco. Poi mi andai a vedere invece delle vecchie live e vedevo che ero proprio le proprie musce, 3 ore, parlava roba 3 ore, leggevano commenti a roba 3 ore, si sembra così accedi con me, cioè non, ero molto lento, dopodiché poi a botti fa si dirette, sono diventato pure abbastanza short e disinvolto, e si poi c'è il Piettipool che qualcuno sicuramente ricorderà, che faceva entrava più o meno verso le 10, 10 e faceva le sue poesie
che poi postavamo su Facebook e ci divertivamo. Allora, Michele Menna, ce ne stanno giocando ad Asso, Mazzo, Mancini e Sarri, Reina e Andanovic, indovina chi fa i punti dietro Mancini. Proprio oramai veramente le battute su Mancini si sprecano, visti Cotted Crew, e anche le immagini sono belle, quelle che vedo su Facebook che si stanno condividendo. Una delle più belle sicuramente che la faccia Mancini truccata, che a me mi fa morire. Non lo so, vabbè. Antonio Caperchio, Fabri, fammi sta annuncio, cerco un mezzo M2 note, un mezzo, scusami, un mezzo M2 note, versione internazionale, è uno smartphone, sì, lo conosco, è uno smartphone cinese o giapponese, che infatti una volta un mio carissimo amico, che penso che sta qua in diretta, Pietro Ferraro, mi consigliò, perché mi aveva accattato il cellulare, e lui mi diceva, accattato sto mezzo, che è un bello telefono. Però a me era un poco titubante, perché su telefoni praticamente te lo devi comprare solo su Amazon. Allora io essendo caso comunque sono poco una casa caruta dal punto di vista dell'online, sai, non mi fidano, poi cioè, magari chissà Amazon, sono poco all'antica, un telefonino mi voglio accattare in un negozio, no? E quindi non lo comprare. Mary Oliva, Fabrizio, è piaciuto tantissimo Creed, bel film davvero, quando vieni a casa mia ti mangi un finocchio fresco cresciuto nella mia terra? È una domanda questa qua. No, mi fa piacere che ti è piaciuto Creed, perché è un di film. Io feci anche un video, sto facendo certi video in coppa a Facebook, non so se li state vedendo, che sono un po' lunghi in effetti. Comunque video lo spiego i film che mi vedo, li racconto, e il primo video che ho già fatto di questa rubrica che si chiama Spoiler, nel senso che spoiler per cioè sgamo i film prima che ve li vedete, oggi spiegata la storia di Creed, no? Effettivamente non di film, sarà perché a me mi piace Rocky, e mi è sempre piaciuto di film, quindi chi stucca, cioè stiamo su quella cosa là, roba che casa, da via chi fa allenamento, chi li fa, a me mi piace passare questi film, mi fanno casa malamente, e quindi a me piace molto. Non so se l'avete visto, Creed con Chiata Villabre, se siete amanti del genere, ma pure se non siete amanti del genere, secondo me. Antonella Sorbolino, solo dal punto di vista online si una casa caruta, no? In tutti i campi, ma soprattutto nell'online, perché ovviamente nell'online si riflette quello che siamo nella vita reale, un po', oppure la maggior parte, quindi fondamentalmente sono molto una casa caruta negli acquisti online. Negli acquisti. Allora, Tony Mennilla, Cerone e Severin hanno fatto un'altra storia per la partita Lazio-Juve, che Bonn sembra imbrugliato. Vabbè, ma dove c'è Juve c'è sempre un po' di questa cosa qua. Lady Dion, infatti nessuno va al cinema per colpa tua. Pensami che no, ma io attenzione, io avviso sempre, prima di fare questi video che si chiamano spoiler, io avviso sempre, a parte il fatto che già spoiler già è una parola che avvisa e dice io ti sto raccontando hanno fatto, ma è meglio che narravo proprio su video. Allora io cosa faccio? Lo scrivo spoiler, poi scrivo non avete questo video se vi volete vedere il film, poi in un video a commento e dico, mi raccomando, non vi vedete questo video se vada io ci a vedere questo film, perché sennò in niente avrei posso avvisarne, quindi più di questo veramente non so cosa fare. Sta facendo un video proprio però io metto lì, e quindi poi su video io mi diretto a farlo. Adesso Masucci, ce lo puoi raccontare i motorini che hai avuto? Io ho schiattato dalle risate quando penso a quel motorino che faceva casino, sono venuto quando a pianura. No, non mi ricordavo che avevo raccontato questa storia del motorino, che io tenevo un motorino all'epoca, sì, forse il mio secondo motorino, è un motorino che facevano budelli di pazzo, era perché oramai si è vecchio alla cacca, era un motorino vecchio che mi fu regalato da mio cognato, appunto perché era vecchio, e quindi praticamente questo motorino faceva un sfascino di budello, ma un casino che una cosa che avevo dico è una cosa sentirlo, era arrivato a un punto quasi di vendermelo oppure di buttarlo addirittura, perché faceva troppo ma imbozzarlo qua, però faceva tipo pareva tipo un work, no? Un rumore assurdo e allora io conoscetta un guaglione che faceva il meccanico, e chi suo guaglione no, andavo qua, mi becchito con cia, tu faccio preoccupare, non mi piglia soldi, stai sereno, vabbè, sparagniamo, no? All'epoca già sparagnavo. Comunque su io sono detto, appunto un motorino dopo giorni, appiccio un motorino,
voglio ma da che più delle prime, sta giocato rumore, e sai, non fa via collo, cioè, sì, infatti, sì, veramente, voglio un motorino, c'è più delle prime, cioè, era diventato un fatto assurdo, se va a camminare che tappe, va a camminare perché, cioè, mi faceva male la capo, cioè, quando studiavo, no? Dopo un viaggio di qualche chilometro, ma Roma sentivo risollevare, cioè, Madonna, cioè, mi sentivo tipo in paradiso, no? Perché ero abituato a tenere riposo, cioè, una cosa assurda. Infatti, quando tornavo a notte qua, tipo 2 o 3 a notte a casa mia, perché stavo a casa degli amici miei, mi ricordo che avevo un compagno mio, c'ho Frank, no? Che si casa in palazzo mio. Dicevo, ma che c'era un coppa di, io ti sento quando sei a cioè quando sei salendo pianura, perché poi io abito quasi ai confini, io ti sento a pianura, cioè, fatto proprio conto, col rumore fa che il motorino tuo la notte. E quindi, Maronna, meglio c'è stata una storia con il motorino, uittai, magari lo buttai perché cioè, veramente lo lasciai in un posto così, cioè, mi togliere proprio più a morire, perché Maronna c'è stata male il motore. Comunque, che motorino era? Era un, era un Typhoon, si chiama Typhoon, cioè si scrive TH, no, T-Y-P-H-O-O-N, cioè nel senso che in inglese significa tifone di morti, chi è morto, che veramente facevano un bordello tipo o tifone, proprio, perché mo oggi capito, io mo veramente ho capito perché si chiamava tifone, perché facevo un pochino di bordello, cioè come il vento, però a pochino facevo tipo, cioè, è una cosa assurda, vale catanzare un motorino LMD, ma no, scusatemi, Sabatino Baiano c'era mi è successo un grave fatto, ho scoperto che mia mamma ha la tessera della Conad e della Deco, mannaggia, a volesse a Cir, ma roba, viene Barbara tu sta rompere cazzo, veramente sei in una situazione scomoda, perché effettivamente guarda, già è brutto scoprire che una madre tenne la tessera, ma non solo una, c'è pure quella del Deco, quindi giustamente poi se la uccidi ven Barbara D'Urso, sei in una brutta situazione. Comunque io purtroppo ha già fatto, voglio bene lo stesso, ma se te ne puoi andare di casa è meglio in queste situazioni. Allora, Adam Atut, perché lui mi disse l'altro che io pronuncia bene il suo cognome, lui è francese o di origini francese, Atut, una cosa che se sta dice, c'era una impressione o impressione a me, o andacchi il microonde, c'è una pizza schiattata a rind. No, è impressione tua, non c'è nessuna pizza. Vincenzo De Luci, occasionale fuori dalle palle, la live siamo noi, MD Stiffs, fai una finezza che sta qua, Napoli 1926, perché fosse Pezzotti Mastiffs, che è un famoso gruppo ultras di Napoli, e invece questo è Mud Stiffs, veramente, siamo veramente, voi siete il mio spasso, perché riuscite sempre a farmi ridere quando facete questi comment. Comunque siamo sempre abbastanza spettatori 55, veramente questa sera ci sono grandi poteri magnetici, nessuno se ne va, state variando malamente nonostante come si chiama là, Harry Potter e tutta Maronna Pries e la partita della Juve che a volte viene anche seguita dai tifosi del Napoli perché hanno sta, cioè a volte, quasi sempre, noi tifosi del Napoli, cioè prima pure la Juve perché l'hanno sta. Questa è una cosa che è vera, io l'ho notata. Michele Menna Piaggio Typhoon, in origine prodotto col marchio Gilera, bravissimo, è uno scooter sportivo adatto all'utilizzo in un leggero fuoristrada. Gli sviluppatori Piaggio, ma chi l'hanno morito gli sviluppatori Piaggio perché all'anno mi chiedesse vecchia, mi hanno fatto tu sangue. Michele Menna sapeva tutte informazioni che ho passato fatte lo Gilera del Typhoon. Fabio dice, primo rumbo cazzo tu e stu cazzo, scusami, aspetta, scusami. Fabio The King dice primo rumbo cazzo tu stu cazzo l'inglese che schifo e mo si arrutano questo spoiler countdown Amazon Typhoon eccetera e che si fa allora tu hai ragione ma io purtroppo questa è una sfida che io combatto quasi da solo con questo inglese perché a me è parola inglese veramente e questo non è la prima volta che me lo dico non è pure ieri scritto una cosa tipo evergreen e non cioè no caga mio cazzo a lui stavo scrivendo e mi dice pagare evergreen tu prima un cazzo che cifra l'inglese e poi ma voglio, purtroppo noi siamo inondati da queste parole inglesi allora figuriamoci se volesse parlare così parole di merda che schifo inglesi che purtroppo ci buttano addosso voglio è una cosa assurda e boh non riesco manca
a tradurre una parola, perché a botta sentì sempre in inglese, ma non riesco più a sapere come si dice in italiano, cioè figurate a quel livello, io sono una casa caruta che parla sempre la napoletano e mi stanno facendo a me, ma figuriamoci, cioè, questo è un fatto assurdo, voglio, questa lingua inglese che ci sta a mare, come mi fa un bocca, a chi devi, e poi senti proprio più si parole inglesi. Meglio Oliva, Fabri, per farti capire quanto mio padre sia malato di Rocky, già imparato a memoria le ultime battute di Creed, mio padre è ipermalato, hai visto? Oh, mi fa troppo piacere che la patata è malata di Rocky, perché anche io, ma tu mi facessi vedere addirittura le foto, che Mary Oliva mi mandò, le foto del padre, cioè le foto delle cassette, dei DVD del papà, di tutti i film di Rocky, voglio, ma stiamo parlando di un film assurdo, cioè ci stanno varie frasi forti, voglio, ma proprio a livello freedom, cioè tipo proprio una frase proprio la più famosa, un passo alla volta, un pugno alla volta, una ripresa alla volta. Quando ci ripete questa frase mentre chi si sta facendo allenamento, voglio, ma cioè, stiamo a livello qua. Io vi giuro, mi muovo a Gabriele da auto. Ci si esce, ma io mi muovo a Gabriele da auto perché ha fatto casa malamente. Infatti, ci stiamo organizzando anche lui, che vi ho detto, parliamo sempre di Rocky. E Raffaele Torrano torna a fare le parodie delle pubblicità. Sì, cioè, è una cosa che spesso mi scrivete. A me mi fa proprio piacere perché da un lato mi fa pensare che erano video divertenti, no? Quelli delle pubblicità, però voglio sapere che sono cose che tu cioè, hai già fatto già. Magari un giorno mi ristimolo, mi viene di nuovo lo stimolo di farne qualcun altro e non vi nego che mi è venuto lo stimolo quando vedo lo stimolo pure chi le inducesse, quando vedo alcune pubblicità in televisione, che Madonna mia, chissà, già sfugano, ha già fuori di questa pubblicità, ma sicuramente lo farò. Guarda, qualcuno che guarda le live sicuramente dice, dice sempre non fa mai. No, io quando è una cosa la faccio, passa il tempo, però poi alla fine la faccio sempre. Quindi sicuramente ritornerò a fare qualche video delle pubblicità perché vari primi, no? Però prima ne stavo facendo così tanti che mi era passato sfizie. Raffaele Torrano, sì, grosso, c'ero ma emozionato quando hai detto non mi... Raffaele Torrano, no? Io questa cosa la capisco, sai perché? Perché mi è capitato pure a me quando vedi il live che ho spiegato all'inizio che sto vedendo delle live su Periscope, allora quando commento le persone che fanno le live dicono Fabrizio è entrato anche Fabrizio Cerrone, che io non mi sanno proprio, però vedono Fabrizio Cerrone ha detto sì, pure mi emoziono, cioè, perché quando uno dice il tuo nome e tu stai lato lato, no? Cioè, sembra, non siamo abituati, perché è come se noi parlassimo con la televisione, cioè come se ancora ci hanno abituato a questo fatto delle dirette, no? Dice, magari chi lo aveva detto nome mio, ha letto commentami, cioè è una cosa che uno, cioè a me ancora non è abituato, quindi capisco un po' questa cosa che hai detto tu. Sì, bellissimo. Paolo Senese, cioè, è meglio o meglio che la frase detta da Paolo non è importante come colpisci, ma come vieni colpito. Fra, ma chi c'è stanno dicendo frase che io non sto qui c'è sta una frase, per esempio, che a me piace molto, tra le tante, perché ci stanno uomini, però c'è una frase in Rocky Balboa, che sarebbe Rocky 6, cioè che forse è uno dei più brutti, tra virgolette, film di Rocky, però poi c'è sta una frase a me mi fa un freedom wall, io mi da credere, un freedom wall, cioè veramente mangia pigliare e mangia mezz'otto e coperto per farvi capire che freedom wall mi fa. Comunque bello e buono, fanno, sai, il combattimento lui e chi stu giovane campione del mondo, invece Rocky tiene 60 anni, sa, tiene una Waller a tracollo, però comunque si sta battendo con questo, con grande tenacia, sta comunque, cioè, contro tutti i pronostici riesce a tenere banco a questo campione. Allora a un certo punto, frate, Uzzic, Rudri, cazzettone forte, ecco, è bello e buono, come si chiama là, chi lo speaker, beh, comunque incredibile quello che sta facendo Rocky, comunque ragazzi, benvenuti nel mondo di Rocky, ma volete questo film? Ma io ma dai, si passa a andare, cioè questa forse è una delle frasi forti, benvenuti nel mondo di Rocky, ma io come lo dice, con la musica, belle buone parte della musica, mamma mia, voglio, cioè proprio assurde, cose proprio assurde che non ci voglio pensare, ma c'è per i Rocky. Ghost Killer, vabbè, che ne pensi di Pinarella? Pinarella, oggi Pinarella, io penso che la conoscete, è quello trans, credo sia un trans, che fa i video su Facebook veramente... a me mi fa morire quando vedo i video suoi, cioè, fa ridere, c'è sta poca fa,
fa mettere veramente il sorriso. Salvio Liotti, grande Salvio dalla Germania, pure lui, cioè, sono pure come sempre, grande Salvio, io so che tu mi segui perché me lo dici, mi scrivi e a me fa veramente piacere, tu e tua moglie, tu mi che state in Germania e poi vedete il live, quindi per me è proprio un onore questa cosa qua e ti voglio bene. Angelo Muzzillo, benvenuto nel mondo di Cerrone, questo fai un fritto in culo tu a me, mo, nata voto. Chi è qua? Pacos, ogni tanto Pacos, sei Pasquale Martuscello che è la grande casa Caruto, Cerone va ad editare il video di domani, come ne fa a me che poi mi ci sono fatto ad editare, ma fa quello che vuoi tu, no? Cioè, perché mi ci stai qua? Angelo Muzzillo, c'ero io mostro a casa, io mostro a casa, no a Germania. Angelo Muzzillo, scusami, forse ti ho confuso con qualcun altro, non so che sono fissate che tu stai a Germania, ma forse mi ero imbrogliato. No? Comunque, Adam Attu, se leggi Adam Attu, sono due origini francesi, mio padre lo è, comunque ho visto, hanno bruciato la macchina di Clementino, cosa ne pensi? Sì, ho letto questa notizia, mi dispiace ovviamente, però vabbè, poi credo anche che sì, adesso è una cosa brutta, però poi pensi che Capo Clementino fa di questi soldi, cioè, accattano la macchina, però vabbè, anche un po' mettila che alla fine è anche pubblicità, no? Nel senso che tutti ne parlano e fondamentalmente ti fai pubblicità perché poi devi fare sarri, cioè, lo vedo anche un po' così. Comunque, dice Ghost Killer e di Chiara Nasti cosa ne pensi? Guarda, io Chiara Nasti ho visto poco voto, ho visto che fa la fashion blogger, poi non ne so più niente, quindi non penso niente. Alessio Masucci, Cielo ti piace Fast and Furious? Io lo amo, ho tutti i dischetti, invece mio fratello Alessio va pazzo per Rocky. Sì, Fast and Furious mi piace, è un grande film, mi piace assai, però non, per me, personalmente, non come Rocky, sicuramente non come Rocky. Sonny Crockett, ce lo stai ancora vedendo Supernatural, perché avevo parlato di questa cosa in una diretta di qualche tempo fa. Guarda, manca a farlo apposta, me lo sono visto l'altro ieri, ma è da una vita che non lo riuscivo più a beccare di notte, perché di solito muovevo di notte. Primo moreva, lo sa, mi piaceva morire, ma muore là da auto, ma un bel tuo cazzo, perché non lo seguo più, però non posso bene, perché secondo me è una orare, no? Faceva sempre tipo alle 1:30 di notte, hanno cagnato orari, allora sai, non so, rimasi deluso perché non lo trovavo più, poi arrivo su un computer, mi informavo, no? Dice, ma quando faccio? E non ci sono informazioni, quindi me lo sono perso un po'. Mary Oliva, io pensavo che l'avevano bruciata da Alessio Aprea, ma non lo so se Alessio nella macchina. Vincenzo De Lucia, fashion blogger, webmaster, youtuber, ma che fine ha fatto a fatica in avoto come un chianchiere e un fravigatore? Guarda, no, ci sono ancora questi lavori del chianchiere e fravigatore, ci mancherebbe, però oggi è vero, ci sono anche questi nuovi mestieri che sì, sono mestieri del futuro, del presente, non lo so. Caga mio cazzo, addirittura un commento. Cerone, io sono ancora rimasto scandalizzato dalla tua foto da Wagliuncillo, perché ti eri tinto i capelli. Intanto ti ringrazio Caga mio cazzo che addirittura commenti questa sera, è una cosa molto rara. Perché tenevi i capelli gialli? Perché mi tinsi i capelli? Perché? Mo ti spiego. A parte che era proprio una moda, diciamo una moda che all'epoca, stiamo parlando del 98-99 probabilmente, 1998-99, a portare un po' questo capello a così, no? E io praticamente che succede? C'è stato un modello indiano, ma non pezzi vogliono veramente, che era, cioè questo è indiano, no? Quindi era scuro e teneva i capelli giallo e su pizzette gialle e su verde, no? Ma proprio veramente, ma proprio bello, cioè in modo di vista, no, ma sai quando vedi che bello, la guarda chi se volesse essere come chi sai quando la femmina si mangia, no? Che veramente. Allora, sai, nel mio piccolo la capa gloriosa, no? Sui 15-16 anni volevo buchinare, come sempre, questo non l'ho mai perso questa cosa, e certo mi faccio questi capelli giallo, cazzo mi fatto, che mi piaceva, no? Tenevo 15 anni, e quindi mi feci questi capelli gialli, però mi ha scelto una tintura un po' che non mi uscì come quella di quel modello, che ce l'aveva proprio oro, cioè proprio bello giallo, proprio beh, però si era una buona in capo perché era scuro scuro, cioè una cosa. E io me li feci, mi faceva a Virne, quindi stessi bianchi, i capelli giallo, veramente pareva un cavallo,
cioè non so quale cavallo poi sia bianco e giallo, no? Però non stavo proprio così bene, quindi dopo 2 o 3 giorni alla fine mi rasai, ma c'è tu mollone, quindi questa è la storia. Conad the Tengen, addirittura un account che si chiama così, mi fa molto piacere, salutami e cioè io cioè, i miei rispetti oltre che il mio saluto. Allora, Medio Oliva, infatti da quella foto che è scaturito il mio Mansarda Caruto, sì, quella è stata una foto che io ci tenevo già da tempo, volevo pubblicarla, però la tenevo in un bagnolo mio a casa e quindi poi colsi l'occasione per andare per fare la fotografia di questa foto quando ero a casa sua. Andò là, c'era Nat e Nati 10 live arriviamo a 100, poi è vero, siamo quasi alla 100ª puntata delle dirette, questa è la 90ª. In programma dei festeggiamenti per la 100ª live, io proporrei che ti accatto un bello cartone sorsetto e ti ubriachi in diretta. Guarda, non ho ancora programmi, però, perché poi pare una stronzata, ma altre 10 puntate significa altre 10 settimane, quindi non so in quale periodo saremo, magari saremo anche in estate, non credo, però saremo in qualche periodo, non lo so, comunque qualcosa che cercherò di creare, pure una casata cola, comunque voglio dire qualcosa per festeggiare ci deve stare. Davide Nebboso, con quei capelli biondi assomigliava a Eminem, sì, non so che loro mi scrivono, sono fatte Eminem, però Eminem mi teneva biondo, ma corti, io teneva biondo, ma veramente pareva Goku, cioè no Goku, Super Saiyan, chi spacci me con i personaggi dei cartoni animati più che altro. Qualcuno mi ha mandato pure la foto di Justin Bieber, che, cioè, ma no, perché aveva il viso molto, no, come mo, cioè, però molto piccolo era, no, liscio, diciamo, e quindi fondamentalmente però non assomigliava a Justin Bieber, ci mancherebbe. Alessio Balzano, scusa, stanno vedendo in coppa Facebook con Checco Zalone che sta consulando così ricchione, facci i mancini, poi passa Sarri in coppa mezza e dice ricchio fa morire via te. No, già me lo sono visto e mi ha fatto rilassare perché cioè, è stato molto condiviso oggi su Facebook e l'ho visto. Che recca Michele Menna, Cerone, è fine marzo inizio aprile questo fatto della 100ª live, sì. E quindi sì, un sorsetto ancora si potrebbe bere. Andrea De Leva finisce la live dicendo un saluto anche a chi lo ricchione mangi no, e non fa queste cose che non sono da me, non sono da me, nel senso che sì, ha fatto video aereo, ma è giusto così per scherzare. Michele Menna, quindi se è a Pasqua e per la 100ª live, quindi ci sta che ti ubriachi. Effettivamente, sì, se è Pasqua, un bello quasi a dirla annullato, è un sorsetto dall'altro, non lo escludo, quindi potrebbe essere. Allora, voglio 22:34, fra poco ha già attaccato, fra poco veramente devo attaccare, quello perché è venuto mia moglie, cioè, credo che sia venuta mia moglie perché ha risolto la porta e quindi non la vedo da stamattina e quindi mi sembra giusto anche finirla qui. Vincenzo De Lucia, secondo me il padre eterno Carlino Tavis e trasì alla Conad è trasformatosi in uccello da cagata in capo e è rimasta addirittura gialla in capo. Insomma, questa è una teoria abbastanza affascinante, seppure non veritiera, di questa cosa. Demi Player, c'era ma WhatsApp a pagamento è gratis, ma non so che ieri ha fatto confusione WhatsApp, prima riceve una cosa, poi una hitnata, non lo so pure io, no? Però onestamente per 89 centesimi all'anno, nonostante io sia uno che comunque mi piace sparagnare, ci posso pure ora WhatsApp, anche se io WhatsApp purtroppo non lo subisco, è un po' più forte di me, non lo so, non mi piace a me WhatsApp, per un buco cazzo, infatti a volte mi rimproverano che rispondo dopo un sacco di tempo su WhatsApp, ma io voglio a chi fesci, cioè, già Facebook, poi pure WhatsApp, cioè veramente uno poi non si vive più, si ti mette un po' a tutte e due e non vivi più. Valle Catanzaro mi hanno detto che i DVD originali nessuno li compra più, io li compro solo nei film di Alessandro. Sì, in effetti oramai non si comprano più i CD originali. Vabbè, comunque fra un paio di minuti chiudiamo. Caganeo cazzo dice, oggi mi sono sentito la parodia di Mengoni. Oramai non canto altro, ogni volta che fai una parodia disconosco quella originale, ma fa piacere perché un po' anche io, tu dici giustamente fai tu, però anche io quando capita, cioè quando scelgo, soprattutto quando scelgo di fare una canzone, no, e fare la parodia, mi sento che la canzone tante volte, perché so che saranno le ultime volte che sento quella canzone com'è, perché dopodiché quando io farò la parodia, che la canzone per me non sarà più la stessa, perché io diciamo, proprio la violento la canzone, allora sai, mi dispiace, ma la canzone per esempio è Sciso Mostro, no? Per me c'è il voto, capito?
capita raramente di sentire She's a Most, cioè la canzone originale, e io dico, sai, Bodrick, ma che resta? E poi, cioè, quasi quasi, capito? Per me perché la canzone è la mia, cioè è Sciso Mostro, no? Per me è una canzone mia, perché poi la faccio mia, no? Comunque, Giocello, ho chiesto una presentazione, grazie per l'eventuale risposta. Non so che presentazione hai chiesto, che significa, comunque prego, perché poi ti ho risposto. Emanuele Amendola, salutami, grandissimo. Sono Nicolo, che c'è un'altra volta stai facendo la live su Streamavo alle 4 di notte, non l'ho più riuscito a trovare. Sì, voglio, questa cosa la devo anche mettere in mezzo, questa cosa di Streamago, che è un'applicazione che è scaricabile gratis, che ti permette, cioè tale e quale a Periscope, è come fosse un pezzotto, cioè, ma è anche nata prima di Periscope, e in pratica ti permette di fare le dirette col cellulare. Una cosa molto affascinante che io voglio fare, infatti qualche volta a già scritto questa cosa a Facebook, voglio che magari se volete mi seguite su questo streamato, così quando sono mi savi con bot, su una con cazza, con part, non lo so, posso fare sta diretta, mi savi così, sai, pure 5 minuti, 10 minuti, per così può parlare un po'. Quindi Streamago, casomai se scaricate a quello, perché veramente è gratis, Fabrizio Ceroni trovate là sopra, che ogni tanto mi piace di fare queste dirette così. Antonella Allera, ce l'ho dato di 4 mattina, faceva live, un po' a Periscope, magari io sempre, sì, poi perché anche Periscope sto provando, però purtroppo sì, poi sempre sta la linea, cosa così, e quindi cativa la linea. Però qualche volta proverò sia Streamago sia Periscope, perché comunque mi sono aperto questi due account, diciamo, ho scaricato queste due applicazioni, quindi le voglio provare. Cagano cazzo, ciao, buonanotte, ottima live, come sempre, un saluto pure a tua moglie, pure se non mi sa. Sì, ti farò, cioè, ti presenterò, dirò che tu esisti, e quindi sì, ti ringrazio e ti voglio bene. Grazie che ci hai seguito questa sera, non ti sei limitato solo alla telefonata, perché di solito forse fai solo così, o forse te la vedi, la lavi, non lo so, non ho mai capito questo fatto di carità, però ti voglio bene. Allora, leggo proprio gli ultimi 2 o 3 come Danny Players, io mi ricordo ancora a memoria la parodia di On The Floor, avevi fuori che bei ricordi assieme a Piettipulo, sì, quella è stata forse una delle migliori che abbiamo fatto, in effetti lo dico spesso, questa cosa era un lavoro di squadra, quella là, erano parecchi noi che abbiamo fatto quella cosa, cioè ci stavano il direttore delle luci, o cameraman, c'è comparsa a volontà, quindi fu veramente una bella cosa. Alessio Masucci, faccio prima ho assaggiato la spumante per bambini dell'MD, ma sapeva in Maricina, non ho mai sentito questo spumante per bambini dell'MD, cioè non faccio manco che lo spumante per bambini, quindi non lo so. Saluto Casa Carutangelo, Muzzillo, no scusami, era Michele Menna, vabbè. Comunque, no, giustamente Vincenzo De Lucia alle 4 di notte ci sono sapere le 2 dirette, chi è sveglio sta un po' pesite quelli là che noi conosciamo. Guagliù, detto questo, grazie per la serata, cioè per l'oretta che abbiamo passato insieme, sempre piacevolmente da parte mia, spero pure da parte vostra. Io mi diverto sempre, a fare dirette è una delle cose più che mi piace più di questo internet, diciamo, e quindi la faccio sempre con grande piacere. Mi dispiace che stasera non c'era l'ospite, però vabbè, anche un po' che non facevo una diretta da solo, quindi mi sono divertito. La prossima settimana cerchiamo di fare con ospite, ma vi ho spiegato all'inizio che ha già fatto tardi e non sono riuscito a procurarmelo. Pare che come se fosse un sicchio di ramondezza, non è così, ovviamente. Niente, vi saluto, voglio bene, vi abbraccerei se potessi, e saluto ovviamente sempre con grande rispetto tutti quelli che la diretta se la vedono in un secondo momento, stanotte rimane, veramente se vi voglio bene, e lo ripeto sempre perché mi fa veramente piacere. Detto questo, voglio uscire in coppa a Facebook sempre con le solite cose, e poi c'è stata una sorpresa, non questa settimana forse, ma la prossima c'è stato un video particolare che uscirà, e quindi una bella storia. Voglio bene veramente, e niente, lo saluto, perché come ci faccio immaginare questa cosa che devo trovare il bottone, l'ho trovato, sta qua, quindi vi mando l'ultimo bacio, e ci vediamo alla prossima diretta, che non so se sarà lunedì o martedì, forse martedì la farò, però poverim, ci aggiorniamo sempre su Facebook. Ciao, buona serata.